Sindaco, un consuntivo di questo scorcio di sua sindacatura, i momenti sono difficili, c'è stata anche la vicenda del maltempo, insomma come l'avete affrontato voi come giunta e lei come sindaco in prima persona? Questi sono stati 2 mesi difficili, non solo per le condizioni economico-finanziarie in cui si trova il Comune, ma anche e soprattutto per eventi atmosferici. Abbiamo avuto in questi mesi un indice di piovosità altissimo rispetto agli anni passati, che ha determinato, visto le condizioni strutturali di questo Comune, una serie di problematiche. Nondimeno abbiamo cercato di porre riparo ed abbiamo trovato anche le somme per fare degli interventi. Stiamo infatti intervenendo dall'anno nuovo su tutte le coperture delle scuole, nessuna esclusa. Stiamo intervenendo con delle opere di ripristino del manto stradale e non con il bitume a freddo ma a caldo. Stiamo intervenendo nel ripristino che partirà i primi giorni dell'anno nuovo anche della scalinata, che per colpa del maltempo è stata interrotta e quindi non più percorribile, e stiamo predisponendo una serie di progetti per mettere in sicurezza questo paese, partendo dal viale Mediterraneo, dove c'è il costone Bellavista, che nel corso degli anni è stato, tra parentesi, trascurato, alle Cannelle, per quanto riguarda anche la strada Garibaldi, che da rilievi fatti risulta impraticabile e quindi è stata chiusa. Riteniamo di arrivare alla conclusione di tutto questo entro alcuni mesi per quanto riguarda, ritengo, la strada Garibaldi. Per quanto riguarda le altre opere abbiamo già i progetti in fase di preparazione e riteniamo di trovare anche le risorse finanziarie. Oggi, quasi ultimo dell'anno, un consiglio comunale anche in merito a una vicenda importante che sono le variazioni di bilancio. Sì, noi stiamo effettuando alcune variazioni di bilancio che sono propedeutiche agli interventi che faremo a partire dall'anno nuovo, che è proprio di quelle che abbiamo discusso poc'anzi, quindi tutta una serie di interventi strutturali e di investimento su questo Comune, che purtroppo nel corso degli anni, per tutta una serie di vicissitudini non imputabili a nessuno, però ha creato una serie di criticità che oggi vanno affrontate in modo diretto e senza pensarci un momento. Ecco, un'ultima domanda: che bilancio ha trovato, Sindaco? Dal punto di vista della liquidità di cassa noi non abbiamo nessun problema, il problema è che questo è un Comune in dissesto finanziario. Riteniamo e stiamo lavorando alacremente in modo tale da poter uscire da questa situazione di dissesto finanziario nel mese di gennaio. Questo ci consentirà da una parte di mettere mano alla pianta organica, con il primo atto che faremo è quello della stabilizzazione dei precari. Successivamente passeremo alla mobilità e poi bandiremo i concorsi, che sono importanti per questo Comune, perché è chiaro che questo Comune ha sofferto negli ultimi anni di carenza di personale e quindi senza personale purtroppo non riusciamo a programmare e neanche ad operare nel quotidiano. Ecco, gli Empedoclini che 2022 si aspetteranno, Sindaco? Se il Covid ci darà la possibilità di lavorare, ritengo che il 2022 possa essere l'anno di svolta per questo Comune. C'è la possibilità di cominciare a rimettersi in carreggiata, perché gli investimenti da fare sono tanti e le prospettive sono sicuramente buone per questa città. Auguro a tutti gli empedoclini di chiudere l'anno vecchio in una situazione di grande accortezza, visto che il Covid corre in modo molto preoccupante, e auguro agli empedoclini un 2022 che sia veramente felice e prospero di grandi opportunità per questa città e per tutti gli empedoclini. Un appello faccio ai miei compaesani, che è quello di stare attenti, di passare le feste sì in famiglia, ma con le accortezze che è necessario prendere, perché oggi il dato è preoccupante e trovarci giorno 1 del 2022 con un'ordinanza di chiusura, perché purtroppo il tasso è estremamente elevato, sarebbe un grave danno per la città e per tutta la provincia, che già in alcuni comuni le ordinanze di chiusura sono state emesse. Quindi un augurio di buon anno a tutti e che sia un anno felice.